Buonasera Daniele Emanuelli. Buonasera Daniele Benedetti. 30ª puntata in stagione di Sport Up. Si è giocata ieri la 31ª giornata del campionato d'eccellenza Girone B, che ha visto il Rimini trionfare per 2-1 sul campo del Faro. Una giornata ricca di gol, ben 27 quelli siglati, con 3 vittorie interne, 5 vittorie esterne e ben 2 pareggi. Come sempre andiamo ad affrontare con Irene gli ospiti della serata, ma andiamo a ricordare anche i numeri per interagire Esattamente, come al solito 333 609 4299. Passiamo ora a salutare i nostri ospiti di questa serata. Ringraziamo innanzitutto l'opinionista biancorosso Emanuele Pironi. Salve, buonasera a tutti. Ritroviamo con piacere il giornalista Cristiano Cerbara. Buonasera a tutti. E qui ringraziamo la società e l'ufficio stampa del Rimini Calcio per la disponibilità dell'ospite biancorosso di questa sera, il centrocampista Giacomo Gasparotto. Buonasera a tutti. Buonasera a te Giacomo. Andiamo a salutare l'avvocato del diavolo, il nostro Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. E adesso con Irene andiamo a vedere risultati e classifiche. Allora, partiamo dai risultati. Castrocaro Argentana 0-1, Real San Lazzaro Bellaria 1-2, Classe Cervia 3-0, Sasso Marconi Granamica 1-3, Marignanese Olmeldola 3-0, Faenza Progresso 1-0, Faro Rimini 1-2, Corticella Sant'Agostino 1-2, Fiariccione Sampierana 2-2, Massa Lombarda Savignanese 1-1. Andiamo a vedere anche la classifica dopo l'ultimo turno. Passiamo appunto alla classifica. Al primo posto Rimini 79 punti, Sasso Marconi 62, Classe 59, Fiariccione 53, Granamica 50, Savignanese Castrocaro 47, Faenza Marignanese 46, Massa Lombarda 45, Argentana 43, Sant'Agostino 42, Real San Lazzaro 40, Progresso 38, Sampierana 34, Corticella 33, Faro 27, Cervia 25, Bellaria 23, Olmeldola 20. Renzo, tralasciando adesso in questo momento il Rimini, di cui parleremo dopo, è stata una giornata particolare soprattutto per la sconfitta del Sasso Marconi contro il Granamica. Il Sasso Marconi secondo me è stata una partita abbastanza importante, però è chiaro che queste ultime partite mi sembra che il Sasso Marconi non ha più il passo come prima. Onestamente ieri è stata una sorpresa, però io ho sempre detto che il campionato è finito da parecchio. È chiaro che con questa sconfitta il Sasso Marconi rischia di perdere anche il secondo posto, perché il Classe ieri ha battuto per 3-0 il Cervia, perciò deve stare attento perlomeno di questo Classe, perché sono pienamente convinto che il Sasso Marconi tenterà il possibile per almeno arrivare al secondo posto, per poi disputare le fasi finali nazionali dei playoff. Mi aggiungo un gran amica del Rimini, direi, no? Poi tra l'altro il secondo gol del Granamica è stato Marchino Semprini, che Riminese tocca. Quindi. Preparati che tu stasera hai un po' di chicche da regalarci, dopo ti farò capire il perché. Però scusa, come ho detto sempre già altre volte in questo campionato, a parte che Rimini ha fatto un campionato a parte, però io penso che il campionato di eccellenza, secondo il mio modesto parere, è finito alla fine di febbraio, quando queste squadre si vede il Progresso, il San Lazzaro, lo stesso Massa Lombarda, lo stesso Cervia, hanno mollato completamente perché avevano di fronte un grandissimo Rimini, perciò e si è visto che anche parecchie squadre, come vede il Massa Lombarda, a novembre-dicembre i giocatori migliori li hanno smollati, hanno guardato anche secondo me il portafoglio. Giacomo, è un campionato, diciamo, che va tutto bene al Rimini, adesso più 17, si aspetta solo la domenica per poter festeggiare, no? Sì, adesso come ha detto prima il Sasso ha perso, quindi andando anche a più 17 ancora un gradino in più verso la vittoria del campionato. Speriamo veramente di festeggiare già domenica in casa. Il mister però non vuole fermarsi, cioè, vuole fare 100 punti, quindi ci stiamo allenando e facendo bene ogni domenica, quindi anche negli allenamenti e tutto, quindi speriamo di festeggiare già domenica, ma se no piano piano ce la faremo, dai. Cristiano, ieri durante la nostra diretta mi hai dato alcune particolarità, dunque ricordava appunto Giacomo che potrebbe essere la domenica delle feste, quale combinazione di risultati ci dovrebbero essere? Sempre vittoria del Rimini con la Marignanese e non vittoria, quindi o sconfitta o pareggio del Sasso Marconi, che dunque gioca, se non ricordo male, a Castelmaggiore col Progresso, che è una squadra non proprio di prima fascia, però in casa sa farsi rispettare, non è proprio del tutto salva,
ci può anche stare che il Sasso, che in questo momento non è proprio in condizioni smaglianti, non vinca e che quindi ci possa essere già l'occasione per festeggiare, insomma. Hai sentito che Mastro Nicola vorrebbe arrivare a 100 punti, tu ci credi come tifoso e anche come giornalista? Se guardiamo il calendario e se Rimini vuole giocare per vincere, il traguardo è alla portata. Adesso voglio dire, se poi non arrivano, penso che nessuno si fasci la testa, però visto che l'obiettivo principale sta per essere centrato, non vedo perché non darsi un altro obiettivo per tenere un po' così vivo l'interesse di qui alla fine, altrimenti si andrebbero a giocare solo una serie di amichevoli, dai, non sarebbe bello. Emanuele, come tifoso sei contento soprattutto dopo il +17 raggiunto ieri? Sì, come tifoso sono contento e anch'io adesso stavo riflettendo un attimino, no, sul fatto che ci si è dati un obiettivo differente da quello che è la semplice vittoria del campionato, perché abbiamo alzato l'asticella. Notizia di oggi pomeriggio che giovedì faremo un amichevole col San Marino. Giovedì scorso abbiamo fatto un amichevole con la San Maurese, quindi evidentemente per mettere alla prova, no, giocatori che forse hanno avuto anche un po' meno spazio, giocatori che hanno la necessità ancora di ritagliarsi uno spazio, una fetta di gloria all'interno di questa squadra, si stanno cercando delle amichevoli con squadre di categoria superiore. E allora forse qui veniva buona quella coppa che è sfuggita di mano probabilmente con un po' meno di convinzione rispetto a quello che normalmente il Rimini riesce a mettere in campo. Poi dopo darò anche, ieri abbiamo parlato, no, fortunatamente abbiamo avuto modo di parlare anche col presidente, no, del Faro, che voleva fare un complimento al Rimini, però forse ha fatto, nella sua bontà, ha parlato di quello che diventa poi un mezzo limite di questa squadra. Se vuoi ne parlo adesso, altrimenti ne posso parlare. Prova, vai. Ma niente, si parlava appunto del fatto che Rimini a un certo punto avesse sofferto, no, poi sul 2-0. E lui dice no, vabbè, ma ha sofferto relativamente, no? Perché anche dopo, nel momento in cui ha deciso di riprendere in mano la gara, è partito, capito, ed è andato avanti. Avete dei giocatori che sono 2 spanne sopra la categoria. Allora io ho eccepito, però noi ci stiamo già preparando a quello che sarà l'anno prossimo, perché in pratica l'anno prossimo la musica potrebbe essere diversa. E non sarà sempre facile, no, come quest'anno, dove magari, ho aggiunto, ci siamo anche fatti un po' voler male, vincendo sempre in continuazione. E lui ha detto no, ma non vi siete fatti voler male, perché voi non schiacciate l'acceleratore umiliando, tra virgolette, gli avversari come potreste fare costantemente. Voi vi portate in vantaggio, arrivate a un livello che ritenete di sicurezza e poi vi tirate un pochino indietro e aspettate, no? Quindi arrivano queste vittorie apparentemente semplici, ma raramente ampie, no, dal punto di vista del risultato, cosa che secondo lui non avviene per, non dico una volontà del Rimini, ma forse per un modo sbagliato, tra virgolette, che il Rimini ha di affrontare le gare. E sai, questa cosa, secondo me, una coppa, un dentro fuori, era un qualcosa che avrebbe fatto maturare ulteriormente la squadra. Cioè, se c'è questo piccolo limite in una squadra che in questa categoria ha dimostrato di starsi alla stragrande, poteva essere corretto con delle partite vere. Sicuramente più corretto con delle partite vere rispetto a delle partite amichevoli con squadre che tra l'altro magari nei loro campionati hanno ancora degli obiettivi, quindi non è detto che vengano a giocare con te un amichevole che diventa probante perché mettono le seconde linee. E quindi non so, mi rimane un pochino quell'ombra della Coppa persa, però ovviamente come tifoso non voglio ammantare di scuro nulla e godiamoci la vittoria che sta per arrivare, perché sarà comunque una grande vittoria e ci sarà un grande ricordo. Prego Irene. Adesso ci vogliamo dedicare all'orgoglio del Rimini, che viene riscoperto anche grazie alla presenza in squadra di una terza bandiera oltre Scotti e Ricchiudi. Era destinato alla prima squadra, lui che da piccolo aveva fatto parte della cantera biancorossa. Crescendo si è trovato ad essere protagonista sul campo di una promozione arrivata tramite spareggio in quel di Terni, poi l'accesso alla nuova Lega Pro sotto la cura d'Angelo, stagioni sofferte come non mai, poi l'abbandono nella vicina San Marino per poi decidere di accasarsi nel calcio locale a Miramare. Nella scorsa estate, con la valigia in mano, era pronto all'abbandono del credo calcistico per trasferirsi all'estero per un progetto lavorativo familiare, poi la chiamata dei Rimini e l'orgoglio riminese è tornato nuovamente a farne da padrone, come quando, in merito alle nostre riflessioni avvenute nella scorsa puntata di Sport Up, Luca Valeriani afferma. Un po' anche per i tifosi, perché sono d'accordo quando
appunto si fanno questi discorsi, io ero tifoso da piccolino, andavo allo stadio e da riminese comunque capisco che la piazza richiede un determinato tipo di campionato, sì, Esatto. per l'appeal, per portare gente allo stadio, e che comunque Rimini non è la piazza dove dici mi posso accontentare, Bravo. bisogna sempre cercare di fare qualcosa di più. E quindi niente, l'augurio appunto di riuscire a fare un campionato importante anche il prossimo anno. Oltre a Scotti e Ricchiuti, che potrebbero essere le bandiere biancorosse anche nella prossima stagione, il Rimini potrà contare su una bandiera in più che rappresenta l'orgoglio riminese, quel Luca Valeriani che desidererebbe riprendersi una rivincita personale, tornare protagonista come lo fu nella stagione in cui con questa maglia da centrocampista totalizzò ben 5 reti e magari rivivere quei momenti indimenticabili come da sua stessa missione lui ammirava sugli spalti neri, ma che da buon riminese, vedendo certe partite, non poteva non provare godimento e sentirsi fiero di essere biancorosso. Allora, Cristiano, tu lo conosci meglio di chiunque altro. Oltre a Scotti e Ricchiuti possiamo definirlo la terza bandiera da dove ripartire per una stagione futura in Serie D, Luca Valeriani. Sì, Luca ha tagliato già da diverse domeniche il traguardo delle 100 presenze in biancorosso, anche quello è un bel traguardo, non è l'unico perché prima di lui già Andrea Brighi lo ha fatto. Quindi diciamo che c'è un altro riminese come Luca Valeriani che secondo me è in grado di portare avanti questo DNA biancorosso all'interno della squadra, però sicuramente stiamo parlando di un ragazzo che ha fatto le giovanili nel Rimini, che ha sempre tifato Rimini, che andava a vedere le partite del Rimini allo stadio e che per un paio di anni, come dicevi appunto, ricordavi bene tu nel servizio, è stato costretto un po' così a cambiare aria a suo malgrado, perché purtroppo non c'erano più le premesse per andare avanti qui a Rimini con la nuova società, ha dovuto emigrare sul Titano e poi stava addirittura per smettere col calcio, che sarebbe stato veramente un gravissimo peccato. Sì. Quindi un bel, tra virgolette, colpo di fortuna che le strade si siano incrociate nuovamente e a questo punto speriamo che questa strada prosegua più a lungo possibile per lui e per il Rimini. Renzi, tu che l'anno scorso addirittura hai visto un giocatore così in un campionato di promozione a Miramare, te lo sei chiesto anche tu che cosa si facesse un giocatore di tale calibro in una categoria del genere? È chiaro che Valeriani è un giocatore importante per la Rimini Calcio, però io penso al futuro. Secondo te è un giocatore per il futuro, per la Serie D? Io di questi tre uomini come Scotti, Ricchiuti, Valeriani li ammiro per quello che hanno fatto, però qualcuno dovrà cedere il passo per la categoria che andiamo a affrontare. Sono pronti, sono maturi, l'età, una carta d'età alquanto aspettata nei loro confronti, un campionato diverso. Di tre, chi potrà lasciare il Rimini oppure chi non potrà giocare? Ho forti dubbi. Entrano 4 giovani, Scotti potrebbe rischiare con un giovane il portiere. È difficile fare una formazione, però il rischio per questi tre c'è. Io penso che Valeriani la D l'ha già fatta, quindi Sarebbe un la ottimo può acquisto. tranquillamente rifare. Adrian ovviamente sappiamo è in classe 78, quindi ogni anno purtroppo Sono potrebbe giocatori essere l'ultimo, e Scotti, come diceva adesso Renzo, c'è questa incognita del problema del portiere, che sicuramente di solito in Serie D si sceglie il portiere under per non mettere 4 giovani in mezzo al campo, sono tutte valutazioni che ovviamente andranno fatte. Manovelli, ho detto, sono giocatori importanti, però per questi tre, per qualcuno c'è una carta d'identità, come ho detto sempre, alquanto aspettate nei loro confronti, parlo di Ricchiuti, 40 anni, bisogna ammirarlo per quello che ha fatto, e poi dopo Valeriani bisogna ammirarlo perché un tifoso è un giocatore, lui ci darà tutto. Io penso che Valeriani, per quello che ha dato a Rimini e il prossimo anno in Serie D, è contento anche di fare il numero 13-14 per il tifoso, per il giocatore che ha fatto, perché lui è un riminese doc, perciò penso che qualunque giocatore come Valeriani andrà o titolare o riserva, lui l'accetto con il cuore, perché è veramente un riminese doc. E Scotti, come ha detto giustamente l'amico qui, dipende dal mister che sarà il prossimo anno, da valutare il giovane, perché il prossimo anno purtroppo devono giocare a 4 under. Emanuele, saresti contento della conferma di Valeriani, immagino, no? Anche sentendo quello che ha detto nella scorsa puntata qui da noi. Certo, ma io credo che non ci saranno problemi, almeno. Nessuno, capito, ti può garantire al momento che sia confermato. Io credo che Valeriani col campionato che ha fatto e anche con la disponibilità che ha dato
perché come dice Renzo non credo che sia un giocatore che se rimane, se è confermato, pretende il posto un ragazzo al 100%. Per me è un bravissimo ragazzo che sicuramente si metterà al servizio Della della squadra squadra per la prossima stagione. Io lo considero sicuramente confermato. un buon giocatore, ecco. un buon giocatore. Certo. Va bene, adesso andiamo avanti con i servizi. Sì, adesso andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del responsabile del settore giovanile Berlini, perché evidenzia un problema che mancano i bambini, la presenza dei giovani e l'educazione dei genitori. Andiamo a vedere il servizio. Grassi l'aveva detto, il calcio del futuro a partire dai giovani, Berlini lo predica da anni, il settore giovanile va curato. L'assenza dei bambini o di squadre giovanili durante le partite della prima squadra a neri è un motivo che fa riflettere gli addetti ai lavori e gli stessi tifosi. Berlini, nell'intervista realizzata in settimana, parla di assenza e di educazione da fornire ai genitori. Sono troppi infatti i genitori che, frustrati per un passato da calciatore non concretizzato, si gettano sul proprio figlio per una rivincita personale, cercando in tale modo, senza rendersene conto, di non trasmettere quei principi sani, quel divertimento, quella passione che dovrebbe caratterizzare l'adolescente. Invece continuiamo a vedere delle scene in cui i genitori litigano con gli allenatori, controllano il minutaggio di gioco del proprio figlio e non contenti lo fanno presente all'interno del club. C'è chi paga addirittura dei procuratori che promettono provini importanti, c'è chi sbraita a fine gara e nel mentre urlando di tutto contro il tecnico che dovrebbe essere prima di tutto anche un educatore per i suoi giocatori. La federazione in tutto questo neppure interviene, inserendo all'interno del proprio staff ex calciatori che sono concentrati più a mettere il loro nome per non entrare nell'elite del dimenticatoio che piuttosto affrontare i problemi, come con dei corsi periodici fatti dalle scuole calcio, dagli stessi club, tra genitori, tecnici e tesserati, in modo tale che si possa vivere il calcio come è giusto che sia, senza incombere in quelle cadute che portano solamente a far scendere sempre più in basso uno sport che in Italia rimane più seguito e praticato, che merita certamente rispetto. Nella realtà Rimini ci piacerebbe entrare nel sogno di Grassi, vedere più presenza del settore giovanile presenziale allo Stadio Neri durante le partite della prima squadra e chissà che questo non porti nuovamente a sentire quell'orgoglio che sembra sparito, quello di sentirsi riminesi e di indossare un giorno quella maglia, imitando magari i propri idoli, perché dopo tutto, seppur di sport, si battaglia per onorare la squadra della propria città. Orgoglio riminese che bussa alla porta, ragazzo che lo prende al volo, ritrovando nel pallone quel sorriso smarrito per colpa di chi, magari di questo sport, non ci ha proprio capito nulla. E se l'educazione, come aggiunge Berlini, passa anche dalla raccolta ogni fine allenamento di palloni e strumenti utilizzati alla pulizia delle proprie scarpe, ben venga, perché solo così potremo capire di aver fatto il proprio dovere insegnando ed educando il ragazzo nello stesso momento. Solo utopia? Vedremo, ma per concludere questo servizio uso una risposta del patron Giorgio Grassi: un altro calcio ora è possibile. Giacomo, rispondimi un attimo a questa cosa. Parlando martedì scorso con Berlini, tra l'altro stasera in questo momento c'è una conferenza stampa dove con un grande allenatore che ha portato addirittura il Cittadella dalla quarta serie alla Serie B, Ezio Greran, c'è appunto Walter coinvolto che parlerà dei giovani, dell'educazione da dare ai genitori, come avete sentito anche nel servizio. Giacomo, quanto è importante la presenza anche da parte del settore giovanile quando giocate voi protagonisti della prima squadra in campo? Io penso che faccia piacere ad ognuno di voi, no? Fa piacere, sì, più gente c'è ovviamente, più riusciamo a trasmettere magari qualche emozione pure la domenica a chi ci vede, è importante, magari anche i ragazzi che ci vedono, pure noi dobbiamo magari dare anche l'esempio di come comportarci in campo, che a volte non ci riesce sempre. Però Berlini ha fatto un lavoro secondo me importante col settore giovanile, però purtroppo ci sono magari dei casi dove dei genitori magari non sentono bene quello che vuole veramente un figlio, che è divertirsi e basta, allora capitano queste cose qui, però... Ecco, dillo bene tu, perché cioè, tu lo puoi dire, fai proprio conto di parlare ai genitori, il danno che fanno ai loro figli. Io, poi, no? cioè, con i miei genitori sono sempre stati abbastanza tranquilli su questo argomento qua, perché nel senso ho sempre deciso io di giocare, per loro non era impormi di giocare. Quindi... Ma dei tuoi compagni hai visto tipo vicino a te dei tuoi amici, diciamo, che avevano invece il genitore così opprimente che quindi gli imponeva il discorso del gioco, il calcio? Tante volte sì, magari da più piccolino mi ricordo che c'erano dei ragazzi che comunque i genitori volevano che loro giocassero a tutti i costi. E come cioè, quindi il bambino era frustrato comunque.
magari Si non... sente di deludere il genitore. Sì, e non si trova neanche bene con gli altri ragazzi, quindi è inutile imporre una cosa a un figlio, io penso la penso così. Anche nel gioco. Vi trovate d'accordo? Allora io direi, Sì. proprio per interpellare tutte e tre e più Giacomo, il nostro ospite di questa sera, di andare a vedere quello che è successo ieri, in particolar modo dove? A Faro andiamo a vedere l'incontro Faro-Rimini. 13 vittorie utili consecutive, 13 schedina e più 17 sul Sasso Marconi, uscito sconfitto con il Granamica. Campionato chiuso da tempo, ma ora si aspetta solo il countdown per decidere se la prossima meta, chiamata Marignanese, sarà la data utile per stappare lo champagne e provvedere ai relativi festeggiamenti. Nel mezzo la trasferta di Gaggio Montano, avversario di turno un Faro bello, ostico e determinato, voglioso di fare il risultato, che si affida alla famiglia Lenzi e Costantini, tra i nomi che annoverano il club emiliano. E ha un cognome cesenate, detta da ultras biancorosso, chiamato Bisoli, ma che nulla a che vedere con l'attuale allenatore del Vicenza. In panchina per i padroni di casa, debutto assoluto per Davide Betti. E quale miglior debutto se non fosse ad inizio gara per l'imprecisione al bersaglio e la bravura di Scotti? Ma andiamo con ordine. Una manciata di minuti dal fischio d'avvio e il difensore Lenzi si mostra pericoloso in area avversaria, senza però arrivare sul pallone, mentre Fabri dall'altra parte, più cinico, scarica il pallone tra le braccia di Crocco, che para in 2 tempi. Lenzi, tra i più pericolosi dei suoi, si fa vedere nuovamente in area avversaria, ma scarica il pallone in bocca al portiere Scotti. Romeo, invece, da calcio piazzato, non trova la sua Giulietta chiamata a porta, mentre è Capitani a chiamare la deviazione in corner l'attento portiere ospite. Nel momento di sofferenza, il Rimini passa. Azione manovrata prima che Bonaventura inventi gol d'autore, che significa quota 20 in stagione, e applausi a scena aperta dai 110 supporters giunti dalla Romagna. Per lui il replay a cura di Eugenio Angeli, prodezza tutto da gustare. Il Rimini ferisce l'avversario che, incredulo, si fa travolgere dalla velocità di Goiebre, steso al limite dell'area di rigore. Del calcio piazzato se ne incarica Sassa Cikarevic. Il Cic mira il mirino, un'occhiata alla barriera, alla posizione di Crocco e via la fregatura chiamata gol. 2-0 e partita che sembrerebbe già chiusa. Anche in questo caso ci avvaliamo del replay di Eugenio Angeli per mostrare l'intelligenza del calciatore, ma anche una barriera non perfettamente posizionata. Prima del fischio finale di prima frazione, Lenzi chiama l'intervento Scotti. Nella ripresa ti aspetti un Rimini più manovriero, con azioni che proietterebbero Goiebre verso la porta avversaria e anche l'ingresso dei richiuti, a -3 dal record di Sarti. Crocco viene chiamato in uscita ad evitare il peggio, mentre Costantini viene bloccato sul più bello da Brighi, ma proprio il difensore commette una leggerezza che manda in rete Bicocchi, facendo esplodere la gioia dei supporters locali, che trovano la rete della bandiera e della speranza. Rivediamo l'errore di Brighi e il gol di Bicocchi. Il Rimini, preoccupato, si scatena in area avversaria da un traversone di Fabri. Costantino colpisce in area di rigore il pallone con il braccio. Il replay ci mostra la deviazione del difensore di casa, ma l'arbitro in questo caso decide di sorvolare. Dalla bandierina arriva la conclusione di Valori, che scheggia la traversa. Valori, bersagliato dal pubblico di casa, chiama l'intervento Crocco, mentre ai titoli di coda le speranze del Faro si spengono con il tiro di Romeo, che termina abbondantemente all'alto. 1-2 e 13 totalizzato. Con sofferenza e concretezza il Rimini porta a casa l'ennesima gioia in stagione, mentre l'ultimo dato statistico è quello di Adrian Richiuti, che con l'ingresso in campo all'87esimo arriva a -2 dal record di presenza di Sarti nella storia del club biancorosso. Allora anche in questo caso champagne per tutti. Allora, innanzitutto, prima di commentare la partita, un ringraziamento particolare a chi ieri ci ha supportato nella diretta streaming, a me Emanuele, ovvero Eugenio, diretta streaming televisiva Eugenio Angeli. Un ringraziamento particolare a lui, anche a Francesco Rossini, che ha curato direttamente dallo studio la regia. Per la prima volta data in onda attraverso una partita sia in streaming che in televisione, l'instant replay. Avete potuto godere appunto del replay sui gol, sulle prodezze di Cikarevic e di Bonaventura, anche sul rigore non sancito dal direttore di gara nei confronti del Rimini. Qui faccio una battuta con Cristiano: se era Milan-Juve glielo davano il rigore. No, il regolamento dice quello è rigore alla Juventus Stadium se il cross lo fa un giocatore della Juve. Posso dire una cosa? Dai, ti stavo scherzando, lo so, la ribalto subito. Noi sono anni che diciamo che a Rimini vorremmo uno stadio con le tribune e le curve attaccate al campo dove si tifa, perché questo dà 6, 5, 6, 7 punti in più all'anno. Secondo voi come fa a dare 5, 6, 7 punti in più all'anno? Cioè, quando da Riminesi chiediamo certe cose, perché poi ci stupiamo quando da altre parti dove le fanno e dove avvengono non va bene?
Stiamo chiedendo quello, no? Diciamo vorremmo la curva attaccata al campo perché condiziona l'arbitro e ci dà 5 punti a campionato. C'è la pista, Boh, là c'è la pista. va bene, allo Juventus Stadium no. Però non è che là succedono cose arcaiche, strane, cose. Succede quello che succede in uno stadio attaccato al campo dove c'è tifo. E Daniele che dove tira l'ambiente il sasso, vedi, e poi Ma dopo... No, allora c'è Senti, da dire una cosa, uno stadio così come lo volete voi, lo sposerei anch'io, però ne abbiamo parlato e spero di parlarne presto anche con qualcuno dell'amministrazione comunale, perché Bellavista, l'avete visto tutti, aveva fatto un progetto davvero molto bello, 20.000 posti, uno stadio attaccato con le tribune. Anche ieri, Emanuele, per dirti, quello che tu dici è veramente molto interessante, perché poi alla fine erano 80 i biglietti dati, la disponibilità data dal Faro, poi in verità c'erano 110-120 spettatori dei Rimini, ma era la parte più accesa della tifoseria. Alla fine non hanno fatto nulla, hanno solo incitato la squadra pur essendo attaccato al Rimini. Allora qui mi attacco, ascolta bene Renzo, al motto di Grassi: un altro calcio è possibile. Allora quest'altro calcio facciamolo anche a Rimini con uno stadio nuovo, porca miseria, no? Giacomo, tu che sei protagonista anche in campo, uno stadio, non venimi a dire che uno stadio con i tifosi attaccati, quelli della curva, dove voi ogni volta che fate gol andate sempre ad esultare, non ti piacerebbe? Io l'anno scorso sono stato ad esempio a Giulianova, che lo Giulianova. stadio è proprio... Piccolino, 10.000 posti, ce l'hai lì attaccato. Una fossa. Qualche punto in più in casa si fa, questo sì. Renzo, di la tua, uno stadio così non si può fare a Rimini? Ma a Rimini, io l'ho sempre detto, vogliono la squadra, non vogliono lo stadio. Va bene, tu l'hai sempre detto, però adesso chiudi un attimo il discorso Io squadra, però, uno scusate, stadio così. Beh, lo stadio è bellissimo, lo Ti stadio sei così. sempre lamentato dei sedili, ce l'hai lì attaccata al campo, molte volte mi dici che c'è una colonna che ti disturba. Uno stadio senza barriere, attaccato. Io l'ho sempre detto che a Rimini lo stadio ormai ha fatto il suo tempo, l'ho sempre detto, alcuni anni fa andavo a vedere le partite, per andare nei bagni ci voleva gli stivali. Diciamo Io mi onestamente. ricordo Posso dire una cosa? Festivali di Renzi. Scusate se tiro sempre fuori l'almanacco, però nella stagione 81-82 Rimini fu martorizzato dalla classe arbitrale, fu fatto retrocedere in Serie C e c'erano le curve attaccate alle porte. Quindi. Vabbè, le le stagioni sfortunate ci sono, Io onestamente una battuta, non diamo sempre la colpa agli arbitri, io sono stato un arbitro, ho Assolutamente fatto per no, 30 no. anni, il rigore ieri c'era rigore, me lo non dici? c'era, si poteva dare, no? Guarda, aspetta, era calcio di rigore. Papini, andiamo sul rigore, sulle Io chiusure come del rigore arbitro siamo l'avrei dato, d'accordo. fallo di mano volontario e c'era il rigore, però onestamente la cosa che a me mi preoccupa è la cosa diversa, il gol subito. E Rimini e la difesa più fuori dal campionato, sono più di 15 gol. Io non voglio essere polemico, è poco, però quindi 15 gol sono tutti regalati dalla difesa. Beh, quello ieri di Brighi purtroppo è stato un errore Vabbè, madornale. però i 15 gol subiti da Rimini sono stati gol veramente imprendibili. Su 15 gol, 8-9 la difesa li ha regalati. Ma può essere. E poi li ho visti allo Il stadio. primo errore di Andrea dopo 3 anni. Dai, Ecco, va bene, non facciamo il polemico, però io parlo di un campionato. Eccolo qui, Renzo, commentami questo è rigore, dai. È rigore nettissimo, non ci sono Stefano, problemi. Lì non ci vedi, proprio, lì non è che il pallone va in cerco dalla mano, è la mano che va in cerco del pallone, perciò è rigore nettissimo. Cristiano, non è rigore non ci sono questo. dubbi, va, l'ha proprio bloccata, ma è rigore nettissimo. siccome quello è più di 1,87 m, quello è rigore. Però Emanuele è rigore quello, È rigore, ma allora, finché c'è discrezionalità, la mano che cerca la palla che cerca la mano, ci sono difensori che in quelle condizioni e in tutte le situazioni similari corrono anche a rischio di equilibrio precario con le mani giunte dietro la schiena. Altri difensori no. Allora, se tu corri non con le mani dietro la schiena, quando tocca la mano è sempre rigore. Stop. Ma però io a me che cerca la mano, No, che no, cerca la palla, Emanuele, io l'unico sono tutti, no, sono no, tutti no. rigori. Però, Emanuele, quello poi che- finché c'è la discrezionalità, un arbitro te lo dà, l'altro no. No, ma aspetta un attimo, Però sono allora, tutti rigori. Allora, quelli, dai. allora non ci capiamo. Il rigore sul fallo di mano, tutti i mani in aria sarebbero calci di rigore. L'unica cosa, come ex arbitro, sono 2 i casi per non dare il calcio di rigore. Quando uno con la mano si nasconde la faccia, si protegge la faccia. e uno quando si i bassi fondi. No, Qui non c'è l'hanno dato il rigore anche quando il giocatore sfortunatamente si Qui vuol dire protegge. che è incapace, ma quando un arbitro, un giocatore, vede il tiro e vede proprio che lui con la mano si protegge il viso, non è calcio di rigore. Oppure viceversa, quando un giocatore con le proprie mani si difende i propri maroni, scusate il termine della parola. E non quelli altrui. Faccio per dire, però in questi due casi non esiste il calcio di rigore. No, io ti devo mettere un bip, ti devo mettere.
Però perdonami solo una cosa, ti spiego perché ho fatto riferimento alla Juventus, scusatemi se tiro fuori in ballo la Juve, perché come hai detto tu, giustamente, un arbitro poi risulta incapace, perché se c'è un regolamento deve essere uniforme in tutte le situazioni. Se tu mi dici qualunque fallo di mano in area di rigore deve essere fischiato di rigore, che sia il braccio attaccato al corpo, oppure come dici tu che sia leggermente più lontano dal corpo, come è successo anche Juventus-Milan o ieri al giocatore del Faro, devi fischiare rigore, basta che ci sia un'uniformità, che sia una partita di eccellenza. Allora io parlo arabo. No, ma quello che sto dicendo. Io ho detto parlare. I rigori non si devono dare quando con le mani si protegge il viso oppure i bassifondi. Ecco, bravo, adesso l'hai detto bassifondi, ma porca Ho detto apposta perché ti voleva ridare di scattare. Ma tanto, questi i casi che non si possono dare i calciatori, gli altri probabilmente l'arbitro si vuole dare rigori. Senti, però fammi un complimento stasera, ieri hanno vinto su un campo, va bene, dalla quintultima in classifica, però il primo tempo lo salviamo, hanno giocato benissimo. E Rimini il campionato l'ha stravinto. Sì. L'ha stravinto perché il campionato è scarso. Uno. In più perché Rimini ha dei giocatori importanti di categoria superiore. Io non ho mai avuto dubbi che Rimini il campionato non avrebbe vinto. Però il rammarico c'ho, questa Coppa Italia. Io domenica ero ad Anghiari. Ho visto Anghiari e ho visto Villa Biagio. Sì, 0-0. 0-0, una grande partita. E pensavo, dove è il mio Rimini? Perché non era bello lo stadio di Rimini-Villa Biagio? No, mica tanto. Beh, onestamente, Baldaccio Bruni, questo 0-0 la domenica. Sono d'accordo con l'amico Pironi. Questo viene a mancare. È stata un'eliminazione, non so se dispiace, se voluta o non voluta. Però i dubbi ci sono. Vabbè, le domande le abbiamo fatto quella sera quando c'era qui ospite Pietro Tamai che ha risposto a questo tuo dubbio. Solo una cosa, Giacomo. Era in campo. No, ma Giacomo, solo una cosa ti volevo chiedere, non ti voglio parlare ovviamente della Coppa. Okay. Hai sentito l'affermazione di Renzo? Il campionato è davvero così scarso a questo punto? O comunque anche voi avete questi benedetti meriti? Ma secondo me i meriti ci sono, perché comunque un campionato, qualsiasi categoria che sia, se vinci comunque hai fatto le cose per bene, quindi penso che qualche merito ce l'abbiamo anche. No, ma ce l'abbiamo, chiaro, io ho sempre detto che non c'erano problemi di vincerlo, però io vedendo i confronti, vedendo il campionato di eccellenza Marche, vedendo quello Umbria, visto anche quella Toscana, c'è la sua differenza. E lo dimostra che in Coppa Italia siamo stati eliminati. Dopo abbiamo avuto anche sfortuna, abbiamo avuto sfiga, infortuni, però siamo stati eliminati. Vabbè, sì. È una partita unica, sì, che poteva comunque esserci, dai, hanno vinto anche la Coppa Emilia, non li puoi dire con questo è stato eliminato anche il Trento, una squadra fortissima, dall'Accogliense e squadra di valori. E mi trovi d'accordo. Cristiano, scusami, dammi quella chicca che mi hai dato ieri durante la diretta. Allora siamo a -2 dal record di Adrian Ricchiuti? Sì, il preciso di Ricchiuti dopo appena di ieri è 3-3-7, quindi un vecchio team, giusto? 3-3-7. L'obiettivo è arrivare a 3-4-0, che sarebbe tanto. Vodafone, no? se non sbaglio. Quindi dai, con altre due partite Ricchiuti raggiunge Gianfranco Sarti a quota 339, una quota che sembrava veramente impossibile raggiungere per chiunque fino a un decennio, un ventennio fa. Poi si è materializzato il ciclo a Rimini ed ecco qua che ci siamo, quindi poi alla terza partita si isolerà in vetta alla classifica del presente di tutti i tempi e insomma penso che potrà veramente vivere sogni tranquilli, sarà difficile che qualcuno lo possa battere. Insomma. Emanuele, tu che arrivi appunto dalla cuva, hai toccato con mano ogni mattone dello stadio, no? Possiamo dire così. Ma alla fine sì, perché sono tantissimi anni che vai allo stadio sì, ma buona parte è in ferro. Quindi... Sì, possiamo dire che Adrian è finalmente divenuto un beniamino di questa squadra, nonostante qualche apparizione per qualche anno sia giustamente andato in Serie A. Certo, ma che andasse in Serie A era fisiologico, perché un giocatore come quello doveva toccare tutti i vertici dei campionati italiani. Lui, se ci fosse andato un paio d'anni prima in Serie A, probabilmente avrebbe avuto anche una carriera diversa, no? Perché è andato, cioè lui ha aspettato il Rimini per andare in Serie A. Alla fine la realtà è questa, ed è giusto che quantomeno da Rimini abbia questo premio, cioè essere il giocatore con le presenze storiche più totali più alte in assoluto della storia. Quindi in cambio da Rimini avrà questo. Io sono fermamente convinto che lui avesse distaccato la sua strada da Rimini un paio d'anni prima, aveva nelle gambe, nella corsa, nella velocità, in tutto quello che aveva, la possibilità di fare ben altre cose. Perché lui andò al Catania, fece dei buoni campionati, sì. È ricordato benissimo laggiù. Ma io penso che il Ricchiuti di 2 anni prima può
puntare anche a squadre più ambiziose, blasonate. più importanti. Sì, mi trovi magari d'accordo. non il vertice assoluto, non Milan, le Juve, squadroni di Inter, prima fascia, però però secondo me poteva trovare spazio in squadre Anche una Sampdoria, per dire. una Sampdoria, una Fiorentina, Genoa cioè, stesso, per un un Genoa ritorno stesso. Ma lui, clamoroso. scusate, l'occasione l'ha avuta buona a Richiuti, però quell'anno diciamo sfigato, quando ha giocato nella Spezia, se non vado errato, No, nell'Entella. nell'Entella, e lì forse era il suo anno, però lì è stato sfortunato e purtroppo da lì Richiuti un po' ha avuto il suo ribasso, secondo me. Allora, dopo aver sentito anche Renzo Baldisseri, noi ci fermiamo proprio per 2 minuti, dando la linea alla pubblicità, rientriamo, interviste dopo gara e presentazione della Marignanese. Pubblicità. La tartaruga, lenta com'è. C'è chi va piano e chi va lontano spendendo la metà. Con la gamma Fiat Lancia Metano spendi meno di 16 euro ogni pieno. Viaggi fino a 1200 km no stop grazie al doppio serbatoio. Circoli con i blocchi del traffico e hai la sicurezza di un impianto garantito dal costruttore. E in più fino a 5.000 euro di vantaggi che diventano 6.000 con il finanziamento Metano Ti Amo. Passa alla gamma Fiat Lancia Metano. Muoviti però. Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento. Qui c'è tutto. Sì, sono settore abiti eleganti. Diglielo a tua moglie, c'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo. Mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa. Ma qui è una città degli abiti da sposa, una città degli abiti da sposa. Tu pensa che ce ne sono più di 1000. Non solo, ci sono anche le bomboniere. Una volta Oliviero era is beautiful, oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. La prima volta che sono stata in un negozio Bassano Mobili, per me è stata una specie di folgorazione. Ho toccato quei mobili e ho sentito subito la differenza, la qualità del legno. È un po' tipo come quando sei davanti a un'opera d'arte. Poi adesso sui mobili in esposizione fanno dal 30 al 50 fino al 70%, e quindi i mobili che ho comprato io già adesso valgono di più. Poi vabbè, adesso posso dire di vivere in una casa bellissima. Sono Fabio Giancarlo, titolare della ditta IDF e Forno Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Provi i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Tiembotta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Romagnasport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto ma proprio tutto sul calcio dilettantistico anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Eccoci ritrovati qui in studio. Adesso diamo la parola al nostro Emanuele che invece di parlare di calcio ci darà una bella notizia. Beh, in fin dei conti è contorno del calcio anche questo. Vedete inquadrato adesso una locandina che ci ha fornito giustamente la Rimini Calcio. È un evento che è stato organizzato per il 1° di maggio e come potrete leggere a soli 12,90 € sarà possibile andare con il Rimini a Mirabilandia a quel prezzo lì, che è un prezzo molto agevolato, insomma. È bassissimo perché costa tanto, costa sui 30 euro. Costa. Ed è valido solamente per lunedì 1° maggio perché anche la Rimini Calcio andrà in gruppo a Mirabilandia. Quindi si può andare con loro, ci sarà una prevendita, adesso non conosco i giorni esatti in cui si potrà andare a prendere i biglietti, però chi è interessato chieda magari
maggiori delucidazioni, perché comunque è un'occasione. Chi ama questo tipo di divertimento all'interno di un parco come quello ha la possibilità di abbinare due occasioni, no? Certo. C'è l'occasione di stare vicino alla squadra e l'occasione di andare a Mirabilandia, a divertirsi. Pironi meglio di Mastrote. Sì, devo dire i primi dire così che la prossima volta io un materasso, allora, una pentola. Un attimo, attenzione, i primi 5, questo qui è, intanto ci mostra appunto la locandina, distribuita oggi anche dal team manager William Fabbri della Rimini Calcio, che ringraziamo. Ci avete scritto in tanti, appunto i primi minuti della trasmissione, ci scusiamo, anche da Forlì ci hanno scritto, dove dicono che non si vedeva il segnale, è stato ripristinato, avete perso esattamente 7-8 minuti della trasmissione. Domani, ricordiamo, a partire dalle 11 troverete la puntata intera anche su YouTube, quindi la potete rivedere nuovamente. Salutiamo anche la cara amica Pina, che ci ha scritto, che anche lei ci aveva segnalato che inizialmente non riusciva a vederci, perché ieri davvero a Gaggio Montano, si chiama esattamente il paese, sì, una bellissima località, siamo stati accolti come dei re, no Emanuele? È stata una festa, è stata veramente una festa, abbiamo lavorato in mezzo a loro, ma siamo stati accolti in una maniera veramente eccezionale. È uno dei ricordi più belli che mi porterò di questo campionato di eccellenza, l'aver fatto appunto una diretta in mezzo a gente allegra, gente festante. Non è cambiato minimamente il clima anche dopo, alla fine della gara, insomma, quando c'era stata la sconfitta. Il motto che dicevi prima, no? Un altro calcio è possibile, io credo che ieri l'abbiamo veramente sfiorato questo calcio, perché una tribuna piena, ci saranno state 300-400 persone, come dicevamo prima almeno 110 riminesi, gomito a gomito con i tifosi locali. Poi passato il primo momento in cui c'è stato lo strappo del biglietto, per accedere ai bagni bisognava incrociarsi, passare, noi abbiamo fatto le interviste alla fine del primo tempo con la gente che ci passava davanti perché andava in bagno o andava al bar. Tutti insieme, tutti uniti, assolutamente nessun tipo di problema. Bello. Ieri è stata veramente una giornata meravigliosa e complimenti a tutti i tifosi di Gaggio Montano, perché è una cosa che ricorderò veramente volentieri per tantissimo tempo. E soprattutto per quello che abbiamo mangiato, ma adesso ci sarà anche un servizio particolare. Iniziamo da te, Irene, prego. Sì, adesso siamo al dopogara e andiamo ad ascoltare i due tecnici. Con il tecnico Alessandro Mastronicola, mister, primo tempo davvero 2 grandi gol di Cikarevic e di Bonaventura, un ottimo calcio quello espresso, poi vi siete complicati un po' la vita nella ripresa. Cosa è successo? Ma non è successo niente, abbiamo iniziato il secondo tempo come avevamo finito il primo, nel senso con lo stesso giro palla, andando alla ricerca degli spazi liberi, soprattutto con i movimenti di Bonaventura e di Sasha, di Cikarevic. Diciamo che il gol, questo infortunio da parte di Andrea, non è che ha complicato un po' le cose, però magari ci ha un po' tolto sicurezza. Qui Alessandro non lo possiamo negare, oggi anche con Cristiano Cerbara, che lui è un attento osservatore, cercavamo di capire quale potesse essere la domenica per poter festeggiare finalmente questa promozione. Ci sono una serie di carambole che potrebbero portare addirittura a festeggiare la promozione domenica prossima, tocchiamo ferro, però ci siamo. Prima o poi la festeggeremo, insomma, quindi ora bisognerà solo vedere se è domenica, ben venga, perché comunque siamo in casa. Se sarà la domenica successiva saremo fuori e probabilmente non in tantissimi la vedranno dal vivo, ma sono sicuro che in tantissimi la vedranno in TV. Però noi, a prescindere dal traguardo che potremo raggiungere nel giro di qualche domenica, dovremmo continuare comunque a lavorare, perché secondo me è giusto così e sarà così, nel senso che i ragazzi scherzano che vogliono sempre qualche giorno libero, però ad ora non glieli concedo e credo che non glieli concederò fino alla fine, nel senso che bisogna lavorare, perché ognuno di noi deve migliorare. Mister, lei è arrivato in settimana, ha cercato davvero di portare alla fine un risultato importante. Ci avete sperato, dopo che avete riaperto i giochi, di poter agguantare quantomeno un punto? Credo di sì, penso di essere soddisfatto. Nel primo tempo abbiamo sofferto chiaramente la superiorità tecnica del Rimini, che è stata a tratti anche abbastanza marcata. 2-0 con 2 gol evitabili, il primo un gran gol secondo me, perché il gol così lo fanno in pochi, il secondo un gol su punizione secondo me evitabile. Secondo tempo abbiamo reagito bene, abbiamo messo in campo le qualità che abbiamo noi e non chiediamo certo di avere un fraseggio tipo Rimini o Sasso Marconi o queste squadre, noi abbiamo altre qualità, penso che le abbiamo messe in campo tutte e abbiamo anche messo in difficoltà il Rimini, abbiamo accorciato e noi abbiamo sparato, è chiaro.
Ebbene, avete sentito anche le interviste realizzate ai due tecnici. Tu che ieri godevi della diretta da casa, ti è piaciuta? Sono stati bravi? Qualche cosa da segnalare? Ci vuoi mandare a quel paese la volta buona? Peccato non esserci stato, perché si coglieva anche da casa proprio l'atmosfera, come posso dire, la bella atmosfera da paese, insomma. No? Un altro calcio è possibile, no? L'unica cosa che magari a mo' di battuta, cioè magari nessuno si deve offendere, però ci fosse stato il nostro vecchio Giordano Cinquetti avrebbe probabilmente segnato dal calcio del terzino. Più o meno. Campo abbastanza corto, sicuramente. Ti è piaciuto a te ieri? Ti sei emozionato? Sì, molto, dai, sono emozionato, dai. Ti hanno dato anche il cioccolatino a fine primo tempo, cosa vuoi di più? Il cioccolatino, ieri siamo stati trattati con i guanti. Ancora devo digerire le patatine, a essere sincero, però... Ecco, ti saluta proprio Pina che dice grazie, siete carinissimi. Vogliamo sottolineare anche una cosa che ha detto Pina, che era appunto una delle ragazze che ci ha accolto appunto al nostro ingresso, no? È tra l'altro la mamma giovanissima del portiere Crocco del Faro. Quando avete visto il gol di Cikarevic, io in telecronaca ho fatto anche la battuta a fine primo tempo con lei, ho cercato di non dire che il portiere avesse sbagliato, e lei da brava mamma fa no, tu lo dovevi dire, perché se adesso ci penso io quando torno a casa a sgridarlo. È questo, quando si parlava prima appunto di genitori pronti ad educare i propri figli quando giocano a pallone, è questo che intendevo prima, è qui che bisogna migliorare a livello di cultura. Davvero complimenti Pina. Cosa andiamo a vedere adesso? Andiamo a vedere le interviste dal presidente e il dirigente della squadra del Faro. Con Giuliano Pedretti, allora, è una partita importantissima la vostra, avete giocato veramente bene, nel secondo tempo avete riaperto i giochi, sembrava che potevate arrivare a questo benedetto pareggio, poi alla fine non ci siete arrivati più per demerito vostro o per meriti altrui? Penso che c'è sempre un mix, questo secondo me è stato demerito nostro perché abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, però devo anche dire che di fronte ci troviamo questa squadra che se devi cogliere le occasioni sui loro errori è difficile che tu puoi sfruttare, devi più che altro creare e non sbagliare, più che aspettare l'errore avversario. Sì, le possibilità le abbiamo fin dall'inizio, abbiamo fatto un filotto di sconfitte che queste sicuramente ci pesano parecchio, per cui il mese di gennaio e febbraio ci hanno un po' tagliato le gambe. È chiaro che abbiamo entusiasmo nuovo, sicuramente pensiamo di avere i giocatori all'altezza e proveremo fino in fondo a salvarci, a fare questa agonata salvezza. Con Giuseppe Pucci, allora, una battuta che fa sempre il nostro opinionista in trasmissione è: quando arriva il Rimini a giocare in queste realtà di eccellenza sono tutti contenti per quello che ha incassato il botteghino. Oggi lei è contento? Da questo punto di vista qui sì, ma sono contento anche per tutto quello che si è visto in campo. Ho visto un Faro che nonostante tutto, nonostante i limiti e le differenze che giustamente ci sono con Rimini, ha comunque fatto la sua parte, non ha demeritato. Ho visto anche delle belle giocate da parte dei miei giocatori. Le partite da vincere sono e rimangono altre. Faremo una fatica grossa a salvarci, ma ce lo mettiamo comunque tutto perché questa è una bella categoria. Sono sicuro che con Rimini non giocheremo mai più, ma non per il fatto che noi non rimaniamo in eccellenza, non ci torna il Rimini in eccellenza, ecco perché Rimini deve per forza calcare altri palcoscenici. Ecco. Uniamo le due specialità a tavola, a fine stagione la promessa: se il Faro si salva e Rimini vince il campionato, Sangiovese dalla parte nostra e Tortelli dalla parte vostra. Tortellini, ma abbiamo anche altre specialità che in Romagna magari non conoscete, che forse sarebbe opportuno che veniste qua ad apprezzare, tipo le crescentine che vengono chiamate col nome un po' che in tutte le Emilia Romagna, ma qui sono diverse. Le zampanelle e altre cose carine che sono convinto che potreste apprezzare. Allora, strappiamo una promessa in diretta, le do la mano, promessa mantenuta, se succede tale veniamo qui. Va bene. Certo, quest'estate quando qui si sta bene che c'è fresco. Allora Renzo, preparati, ci hanno invitato a mangiare. Il presidente è contento perché ha fatto ieri l'incasso, quindi ci tocca solo che non andare quest'estate da loro. Cosa vogliamo fare? Ma è chiaro che domenica... Secondo me il Faro ci gioca il campionato. Col Bellaria. Se dovesse fare un risultato positivo, le tagliatelle di queste specialità si potrebbero andare anche a mangiare. Se dovesse invece uscire con un risultato negativo,
addio la mangiata. È sempre così. Vabbè, allora fatemi ringraziare anche Giuliano Pedretti, che è il direttore sportivo del Faro, che è stato poi anche l'autore che ha messo di disponibilità di fare poi la prevendita allo Stadio Neri, perché come ricorderete inizialmente lunedì era uscito un comunicato dove si doveva fare la prevendita allo Stadio Romagnoli, vedendo anche la confusione che c'è stata ieri con una partita così importante e tutto quanto, c'è stata poi la disponibilità di far fare la prevendita nel corso della scorsa settimana proprio allo Stadio Neri ai tifosi, agli 80 che hanno preso il biglietto, e poi ieri quando sono arrivate altre 30-40 persone c'è stata la massima disponibilità a farle entrare, infatti c'erano circa 120-130 supporters biancorossi. Allora, Irene. leggo un messaggetto che è arrivato da casa e dicono: ma è vera la storia dei raccattapalle in motorino che quando uscivano dal campo finivano in paese? È vera? Tu hai visto qualcosa? Io ho visto poca, cioè tra la diretta testuale e gli interventi che facevo nella diretta sinceramente non ho notato particolarità, credo sia una battutina spiritosa. Lo chiediamo alla nostra amica Pina allora. Sì. Adesso vediamo se Pina ce lo scrive. Cosa andiamo a vedere adesso? Adesso l'intervista ai nostri protagonisti bianco-rossi. Alex, allora io ho fatto fatica a trovare gli aggettivi per descrivere il tuo Eurogol, allora raccontacelo tu perché tu sei stato l'autore, com'è stato questo gol? No dai, è stato bello a livello visivo, però anche abbastanza fortunato perché arrivava il loro centrocampista, il loro capitano, quindi ho dovuto accelerare la conclusione. Guardando Cico spesso che si allena a prendere tempo al portiere di punta, ho provato a emularlo, è andata bene, ecco, quindi sono contento soprattutto perché abbiamo sbloccato il risultato e è stato un gol importante. Oggi è stata una partita fondamentale per la vostra stagione, vi porta sempre più vicino all'obiettivo vittoria finale, però che sofferenza oggi, ve la siete complicata da solo la partita nella ripresa, come l'hai vista tu? Beh, secondo me sì, alla fine siamo complicata noi perché non siamo riusciti a chiudere quell'occasione che abbiamo avuto. Potevamo portarlo su un altro piano di gioco alla fine, però alla fine abbiamo vinto e questo è l'importante, perché noi abbiamo il nostro obiettivo e non possiamo fermarci davanti a niente, a nessuno. Poi in questa categoria non ce lo dobbiamo neanche permettere di fermarci. E io sono contento per la squadra, non tanto per me stesso, però mi va bene così. Con Sasa Cikarevic allora è stato un gran gol il tuo, però ci hai colto anche a noi di sorpresa perché hai mirato quell'angolo quasi a dire li frigo, trovo l'angolo giusto e faccio gol. Com'è stato il gol? Raccontacelo tu. Beh, è stato su una punizione al limite, inizialmente volevo tirargli sopra la barriera, poi però visto che un po' ero angolato così, ho detto magari fa un passo in più e lo frego, infatti è stato così, dai. Quindi più merito tuo? Sì, dai, alla fine sono contento, dai, era anche 2 settimane che non giocavo per l'infortunio, sono rientrato, la squadra ha vinto, quindi meglio di così. Giacomo, allora, tu che lo conosci, è merito suo sì o no? Sasha è un giocatore, secondo me non c'entra niente in questa categoria qua, ha delle giocate, è veramente forte. Però le punizioni poche volte le prova così, perché Rigo comunque non ha giocato, che era entrato secondo tempo, se l'è sentita di calciare così, secondo me è stato furbo e bravo. Mi trovi d'accordo? Sono contento. Io non direi che questo gol il portiere ha fatto una bretta, il tiro è stato veramente bello. La mamma l'ha detto. Vedendo dell'immagine, Ciccari ci ha fatto un bellissimo tiro, penso che secondo me il tiro potrebbe essere, una mia opinione, anche imprendibile, però onestamente diamo quello che di bravo è stato fatto lui. Sì. Irene, la nostra protagonista Pina di stasera, tra l'altro diciamo che è una bellissima donna, ho sbirciato la foto, dice che non conosceva questa cosa dei raccattapagli, è sfuggita, adesso sarà più attenta, ma Sfuggita a tutti. è sfuggita a tutti, ma andiamo a vedere il prossimo servizio, quindi lo chiediamo a Giacomo, contro chi giochiamo domenica prossima? Con la Marignanese. Allora andiamo a vedere il servizio della Marignanese. L'uomo copertina della Marignanese è Maurizio Montalti. Dopo l'esperienza da vice di Marco Osio sulla panchina del Rimini in Lega Pro, Montalti approdò alla Marignanese nel novembre 2014. Concluse il campionato di promozione al 7° posto, risultato che non gli fu sufficiente per guadagnarsi la permanenza. Fu sostituito da Massimo Mancini, reduce dal trionfo nel girone H di prima categoria con il Santermete. Montalti ha preso la sua rivincita quest'anno. Mancini si è dimesso a ottobre con un ruolino di marcia caratterizzato da 5 sconfitte e 3 pareggi, seguiti all'esordio vincente nel derby con la Fiariccione. Montalti ha saputo trascinare la Marignanese lontano dalla zona play-out, facendole respirare aria di alta classifica.
A Romeo Neri il Rimini non troverà un avversario pronto a fare le barricate. Montalti chiede ai suoi un gioco offensivo, basato sul possesso palle e sull'intenso pressing difensivo. La Marignanese non avrà nulla da perdere e cercherà il riscatto dopo lo 0-4 patito all'andata. Con lo stesso risultato, ma con Mancini in panchina, era terminato a favore del Rimini l'incontro in Coppa Emilia. Scenderà in campo con voglia di rivalsa Federico Filippucci, che le 2 gare in questione le aveva giocate con la maglia biancorossa. Per lui non c'era più spazio sulla tre quarti da vice Ricchiuti, con l'arretramento di Cikarevic seguito all'esplosione di Arlotti e all'arrivo di Valori. Tra i giovani cresciuti in casa Rimini ci sono anche il promettente centrocampista sammarinese Federico Di Addario, 19 anni, e il 20enne attaccante Denis Zitarchuk. Tra i punti di forza 2 32enni, il centrocampista Manuel Mazzoli, ex Cattolica, e il portierone Fabio Gentilini, anch'egli ex giallorosso. Dopo 2 anni di promozione è tornato in eccellenza, categoria in cui ha militato con le maglie della Savignanese, del Castrocaro, della Sampierana e del Meddola. Bene, ringraziamo come sempre per questo servizio di presentazione l'ottimo Riccardo Giannini. Con Stefano Papini adesso andiamo a vedere il prossimo turno, come ci anticipava lui, Marignanese, Rimini Marignanese allo stadio Romeo Neri. Prego Irene. Allora, Cervia, Castrocaro, Giacomo, dimmi solo velocemente 1, 2, X, tranne la tua. Devo fare i pronostici? Velocissimo, Dai. Cervia, Castrocaro, tranne la tua. X. Savignanese, Corticella. 1. Argentana, Faenza. Questo X. Bellaria, Faro. A questo punto speriamo 2, dai. Granamica, Fiariccione. X. Rimini, Marignanese, Vabbè, Bip, fisso. no, non si dice. Sampierana, Massa Lombarda. Questo può essere pure 2. Sant'Agostino, Almeldola. 1. Classe Real San Lazzaro. 1. Progresso, Sasso Marconi. E questo X, dai. Così voi festeggiate. Si festeggia. Sì, allora, volevi aggiungere qualcosa Cristiano sulla Marignanese? No, dicevamo appunto prima, ricordavamo con Giacomo che lui aveva segnato in Coppa contro la Marignanese, no? Sì, in Coppa. Quindi è anche un buon ricordo. Ma è una squadra, cioè qui diciamo non va d'accordo con altre società, c'è questa cosa, un minimo di rivalità, ho sentito. Però è una squadra che comunque verrà a fare la partita, speriamo di giocare come al solito, di fare le cose per bene e di festeggiare, questo sì. Renzo veloce che dobbiamo chiudere, Rimini e Marignanese quanto finisce? Io penso che non ci sono problemi, il Rimini vincerà questa partita, anche se secondo me è una gara che tutto sommato penso che la gente si diverte, perché ormai sono 2 squadre che secondo me non hanno più niente da dire a questo campionato. Cristiano, domenica si festeggia sì o no? Sì, dai, fiducia. Emanuele? Intanto voi comprate le uova di Pasqua agli amici del Rimini, poi ve lo dico dopo. Ok, ringrazio Irene Benedetti, grazie Grazie, Irene. buona serata, buonanotte, un bacio. Ringraziamo l'opinionista biancorosso Emanuele Pironi. Buonanotte a tutti. Ringraziamo il giornalista Cristiano Cerbara. Ciao a tutti. Ringraziamo il centrocampista Giacomo Gasparotto. Buonasera a tutti, grazie. E infine l'opinionista vulcanico Renzo Baldisseri. Buonasera a tutti. Noi ci rivediamo come sempre lunedì prossimo a partire dalle ore 20:45. Grazie. Auguri nonna!